Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, torna il nostro consueto appuntamento dedicato ai diritti dei cittadini insieme all'avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza, che saluto subito. Bentornato avvocato, ancora argomento clou di questo periodo, ormai ce ne stiamo occupando da tanto tempo, reddito di cittadinanza, Navigator, perché lo ricordiamo c'è ancora tempo, no, per presentare la domanda, per diventare questa figura, no, importantissima per il reddito di cittadinanza, perché il Navigator avrà il compito di aiutare i disoccupati che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza a trovare un lavoro. Certo. Quindi è uscito il bando e sono già tantissime le domande a livello provinciale. Per quanto riguarda la Calabria, la città di Cosenza è in testa. Al 30 aprile erano circa 1500 domande per 60 posti di Navigator. C'è ancora tempo, dicevamo, fino all'8 maggio. Parleremo di questo, vedremo un po' come si deve fare, ma intanto questa è una trasmissione molto seguita, ringrazio i nostri telespettatori, e ci sono anche delle precisazioni, delle puntualizzazioni che i nostri telespettatori più attenti, più affezionati vogliono fare. Abbiamo ricevuto delle email, dei messaggi proprio sui requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. Io dico subito che quello che viene detto qua in trasmissione insomma non è inventato, chiaramente ci si basa, vero avvocato, sui decreti, sulle carte, sulle leggi che escono. Intanto ne parliamo tra poco, perché mi sa che abbiamo già una telefonata. Pronto? Pronto? Eccoci, da dove chiama? Benvenuta intanto. Buongiorno, senta, sto chiamando da Rosarno, sono Giorgia. Volevo un'informazione. Prego. Volevo parlare con l'avvocato. Ecco, la sta ascoltando. Grazie, buongiorno avvocato. Sentite, volevo chiedere un'informazione. Allora, mio marito è pensionato e sta prendendo la pensione di cittadinanza, gli hanno dato 136 euro in più. Sì. Io ho fatto la domanda di reddito di cittadinanza, io che sono ancora giovane. Posso sapere se riesco a prenderla? Quindi un nucleo familiare, c'è già chi usufruisce della pensione di cittadinanza, lei dice io sono ancora in età lavorativa, ho fatto anche la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. In un nucleo familiare si può fare, avvocato, reddito e pensione? Allora, al di là delle applicazioni del decreto che ha istituito il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, secondo quanto prescritto dal decreto fiscale, per accedere alla pensione di cittadinanza i componenti del nucleo familiare devono essere non utilmente collocabili al lavoro. Per cui vostro marito sta prendendo l'integrazione alla sua pensione perché sta prendendo 136 euro in più, quindi questa integrazione. A rigore di decreto fiscale, praticamente tutti i componenti della famiglia avrebbero dovuto essere, quelli naturalmente esclusi i minorenni, in età già pensionabile. Per cui lo hanno concesso con tutta la documentazione che avete presentato. Quindi a rigore di decreto fiscale, coloro che, se il nucleo familiare è composto non soltanto da persone che sono in età pensionabile, non avreste accesso. Avete fatto la domanda, di qui a breve, nel giro di 20 giorni, comunque vi arriva se hanno accolto o meno la vostra richiesta, e il non accoglimento della richiesta poi vi spiegheranno anche i motivi perché hanno rigettato la richiesta vostra. Sicuramente troverete, se non l'accolgono, questa problematica che c'è. Va bene, signora. Perché non dovrei prenderla io, giusto? Allora. Però guardate, già voi siete utilmente collocabili al lavoro, perché se vi hanno fatto accedere
al reddito di cittadinanza a presentare la domanda presso il CAF, a meno che non l'abbiate fatto da sola presso l'ufficio postale, non so come... No, l'ho fatto tramite il CAF. Tramite il CAF, 26. per cui se è passato tramite il CAF, vi ripeto, l'integrazione alla pensione di cittadinanza prevede che praticamente nel nucleo familiare le persone non siano utilmente collocabili al lavoro e con età già utile ai fini della percezione, in età pensionabile in pratica, per cui, vi ripeto, questo dice il decreto fiscale. A vostro marito già la stanno dando, a voi vedete qual è la risposta. Il decreto fiscale dice altro. Quindi Va vedremo, bene, insomma, grazie. perché in base alla legge, proprio perché grazie signora per ecco, questa domanda, perché ancora sì, è partito il reddito di cittadinanza, stanno già arrivando le famose card anche per quanto riguarda la pensione, però ancora le cose non sono molto chiare, avvocato. Sarà perché è una misura che parte quest'anno, quindi ci sono stati e ci saranno forse degli aggiustamenti in degli corso. aggiustamenti, anche perché chi segue spesso, ringraziamo i telespettatori che magari poi ci fanno delle osservazioni su quello che man mano, diciamo, viene riferito in ordine alle, soprattutto in questi mesi per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, sui requisiti per accedere. Voglio ricordare che dalla prima stesura, che è stata il 24 ottobre 2018, fino a 10 giorni fa, ci sono stati dei cambiamenti nei modi, termini e modalità di accesso a questa misura. Per cui man mano, diciamo, quello che le news escono sui vari siti istituzionali, che naturalmente poi sono soggetti a interazioni ed emendamenti che si susseguono, diciamo, non giorno per giorno, ma quasi. Ecco, certo. Quindi noi, diciamo, man mano che la notizia viene lanciata, noi naturalmente certo. la riferiamo ai telespettatori, i quali naturalmente non l'ostacolo di legge, è quello sempre di passare attraverso gli intermediari, diciamo, autorizzati, in questo caso i CAF, i quali quando raccolgono le domande e praticamente se uno non ha i requisiti che in quel momento sono vigenti, la domanda non viene proprio accolta, non viene nemmeno accettata, per cui diciamo, ecco, questa è una puntualizzazione che facciamo sempre. Necessaria anche perché... Necessaria sempre. Certo, intanto davvero insomma, le osservazioni che ci arrivano significa che insomma c'è interesse, no? Ma certo, chiaramente. come no. Tra poco risponderemo anche al punto per punto alle osservazioni che sono state fatte in merito ai requisiti, però intanto diamo la precedenza a chi chiama, a chi è in diretta, quindi salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? È pronto? Buonasera avvocato, complimenti. Mi chiamo Concetta, chiamo da Briateco, ho già chiamato settimana scorsa e volevo ancora porle la domanda. Allora, ho ricevuto la tessera del reddito di cittadinanza con 515 euro perché questo mio fratello ha già una pensione di invalidità di 290. Quella della posta mi ha detto che dovevo spenderli in quei 4 giorni perché altrimenti se li tenevano e il mese successivo, cioè al 1° maggio, avrebbero messo di meno. Sì, allora perché io chiedo scusa, è arrivata a fine aprile, insomma, questa... È arrivata il 24 aprile, io ho cominciato a spendere. Entro il 30 bisogna... Ecco. E mi ha detto che bisognava spenderli. Io cosa ho fatto? Siccome non avevo un elettrodomestico, ho recuperato 100 euro, ho comprato una stufa, gli ho preso le medicine, ho preso il mangiare, gli ho preso un vestito che era nudo quasi. I soldi li ho finito, ho lasciato 22 euro. Ma stamattina sono andata, ma su quella carta non ho visto niente. Adesso il dubbio che mi viene è, va dal 23 al 23 maggio o li inseriscono il 1° maggio, ed è uno. Oppure l'altro problema che posso pensare è che siccome era in attesa di un accompagnamento, a meno che non hanno mandato in liquidazione con maggio l'accompagnamento, gli è stato tolto. Ecco, questo è che volevo sapere, avvocato. Allora, rispondiamo. Allora, naturalmente noi non abbiamo l'accesso diretto alla banca dati dell'INPS, per cui non riusciamo a controllare online. Allora, primo problema. Tutte le carte dove è inserito le somme per chi ha beneficiato, beneficia del reddito di cittadinanza,
non hanno la stessa scadenza, in quanto non hanno la stessa data di inizio. A rigore di legge, la carta che ha vigenza mensile parte dal momento della prima ricarica. Ora, se hanno caricato 10 giorni fa e a voi è arrivata 2 giorni fa, naturalmente o l'avete ritirata 2 giorni fa a secondo delle modalità? No, sono andata io perché non mi è arrivato niente, sono andata io in posta ed era ferma lì, io non sapevo neanche che era arrivata. Non si sa neanche allora, da quanto tempo. Bisognava, ecco, perché bisognava, cioè, sempre non siamo voi... stati informati di nessuna cosa. Avreste io dovuto... mi è arrivato il messaggio, perfetto. Allora la domanda l'ho fatta il 7 marzo, in aprile mi è arrivato il messaggio 2 giorni prima che era stata accolta. E allora sono andata io in posta a vedere se c'era o non c'era e me l'hanno data. Perfetto. Il 24 maggio. Non le hanno detto da quanto tempo era arrivata, signora? No, non mi hanno detto. Però vi è niente. arrivato il messaggio che era stata accolta. Sì, il messaggio... E decorre da quando vi è arrivato e nel messaggio che è stata accolta, naturalmente, sì. avrebbero dovuto, sempre questo a rigore di legge perché poi l'applicazione è diversa, indicarvi anche l'ufficio postale di competenza presso cui andare materialmente a ritirare la card. Sì, il messaggio è arrivato 4 giorni prima del ritiro e io aspettavo, 4-5 giorni prima, aspettavo che mi arrivava qualche lettera dove andare. Perfetto, però voi avreste potuto andarla a ritirare anche 30 giorni dopo. Nel momento in cui, ecco per cui alla posta loro, nel momento in cui arriva, praticamente viene mandato in automatico il messaggio, per cui fate partire i 30 giorni da quando vi è stato dato il messaggio che la vostra la card per il reddito di cittadinanza... Allora può darsi che il mese di maggio viene caricato da quella data? Quindi da metà maggio, insomma. Ma certo, praticamente a scadenza mensile. Da quando c'è stata scadenza mensile, allora non è come il REI che il primo del mese era versata lì sopra. Ma guardate, adesso questa parte da quando è arrivato il messaggio a noi. E certo, da quando è stata accolta, perché... Da quando è stata accolta, ho capito. Perché non è allora, che hanno... stata accolta il 18 non hanno di aprile. accolto in tutta Italia nello stesso momento tutte le richieste. Da quando è stata accolta, e quindi è il messaggio diverso dal protocollo, quando è stata accolta la domanda, vi è arrivato un messaggio che è stata accolta. Adesso questo messaggio, come da decreto fiscale iniziale, avrebbe dovuto indicare anche l'ufficio postale presso cui andarla a ritirare. No, non è arrivato il secondo messaggio. E teoricamente chiunque la domanda è stata accolta, non è che si può andare a controllare i 500 uffici postali che ci sono. Voi siete andati e avete avuto fortuna perché siete andati... Io sono andato, ho avuto fortuna e me l'hanno data, sì. Perché è quello l'ufficio postale. Sì. Molti centralizzano sull'ufficio postale più importante, eccetera, eccetera. Sì. Però questi sono i primi... alcuni disservizi che poi in corso d'opera, ormai è stata ritirata la carta. I 30 giorni decorrono da quando è stata accettata la carta, perché l'accettazione della domanda coincide con la messa a disposizione dell'utente. Per cui questo è all'ufficio postale, naturalmente, che loro hanno, quando è arrivata materialmente, all'ufficio postale la card per darla a voi, per consegnarla. Per cui semplicemente questa operazione dovete fare e andare a verificare questo. C'è anche un numero verde INPS in cui potete ma il chiamare... numero verde non lo capisco, non parli con la persona diretta e io non capisco niente, perciò ho chiamato lei. Allora, io volevo appunto sapere queste due cose. Se arrivandogli anche, mettiamo che al 1° giugno, le dovessero arrivare gli arretrati dell'accompagnamento con il certificato di invalidità, questi 515 che ha ritirato in aprile, gli vengono tolti? Glieli lasciano il reddito? Com'è questa storia? L'accompagnamento lo ha preso dopo che ha fatto... No, non è arrivato niente ancora, qui non è arrivato niente. Ha fatto domanda, allora, quando voi avete fatto la domanda di reddito di cittadinanza per questo soggetto, avevate solamente fatto la richiesta di accompagnamento, però ancora
non c'era stata nessuna erogazione, per cui voi non No, l'avevate. non c'è, fino a oggi non c'è nessuna erogazione. E allora che cosa dovete fare? Prima cosa di tutto, nel momento, come da decreto legge, nel momento in cui il soggetto che adesso percepisce il reddito di cittadinanza avrà materialmente la prima mensilità con gli arretrati, però lasciate stare gli arretrati, per cui è importante la mensilità dell'indennità di accompagnamento, lì avrà 30 giorni per comunicare stesso mezzo con cui ha fatto la richiesta di reddito di cittadinanza che percepisce questa indennità. Allora verrà rimodulato la somma che deve essere corrisposta e in base a quello che percepisce praticamente ci sarà l'erogazione inferiore del reddito di cittadinanza. Questo per quale motivo? Venivano detratte dalla somma che il soggetto che ha i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza avrebbe dovuto prendere, quindi le somme corrisposte. Mentre dal decreto fiscale la prima stesura era come il reddito di inclusione che noi conosciamo e quindi tutte queste indennità previdenziali non venivano computate né ai fini del REI e né ai fini, diciamo, dell'ISEE, cioè del reddito del soggetto nel momento in cui chiedeva questo. Adesso vengono computate, questo è successo in corso d'opera, per cui man mano... Quindi insomma vediamo quando... Quindi voi dovete fare semplicemente questo. Avete fatto bene a spendere i soldi che ci sono nella carta del reddito di cittadinanza. Semplicemente dovete fare una sola operazione, recatevi un'altra volta all'ufficio postale, avete insieme nella busta che vi hanno rilasciato la carta per il reddito di cittadinanza, ci sono dei numerini che la posta sa interpretare, mette nel computer e sa esattamente quando è arrivata alla posta per materialmente consegnarvela. Da quel momento decorrono i 30 giorni. Però questo noi non lo sappiamo. Questo, prevede il decreto fiscale, perché già abbiamo avuto un'altra segnalazione da parte di una signora che ha ottenuto la pensione di cittadinanza, che però l'ha ottenuta 2 giorni prima della scadenza del mese. Le hanno detto bisogna spenderli subito, altrimenti... No, ma è proprio questo, purtroppo è proprio questo, siamo nella fase adesso applicativa. Il decreto fiscale dice una cosa, dal momento in cui vi arriva, praticamente ogni 30 giorni viene caricata. Il problema che non ci dice il decreto fiscale è la decorrenza da quando mi arriva il messaggio dell'accoglimento, da quando è depositata alla posta, da quando me lo vado a ritirare alla posta. Allora, questo nel decreto fiscale non c'è. Quindi vediamo insomma l'applicazione. È ovvio che sono 30 giorni. La conseguenza qual è che abbiamo detto Avvocato, più volte? un'ultima cosa. Ditemi. Un'ultima cosa volevo chiederle. Facciamo tutto che vada bene, no? Allora, lui prende 290 di pensione, che gli diano il 500 di accompagno. Di questo reddito, se lo rimodulano, la somma, gli spetta qualcosa o glielo levano completamente secondo lei? No, gli spetta qualcosa, però tengono conto di questa anche se un'indennità di accompagnamento, è comunque una indennità che il soggetto percepisce. Vi ripeto, prima nelle misure precedenti era escluso. Ci siamo accorti che adesso lo includono. Ecco perché, questo l'ho capito. Ecco perché osserviamo che ad alcuni nuclei familiari arrivano 100 euro, chi 50, chi 200, perché c'è qualche pensioncina. E poi la saluto. Un'altra ultima cosa. E volevo chiederle, se io in un giorno, che limite c'è da spendere in un giorno con il reddito? Non ce n'è il limite. Non 100 ce n'è. euro. Posso pure spendere...
100 euro in contanti e il resto non c'è il limite. E il resto lo posso spendere pure in una sola giornata. In una sola giornata, è ovvio. Voi sapete che ogni 30 giorni viene ricaricato. Poi che ve lo spendete in 30 giorni o ve lo spendete in un giorno, in 2 giorni, poi basta spendere, perché l'importante è che li spendete. Chiaro, avvocato, la saluto e alla prossima. Grazie a lei, se signora, c'è qualche problema che non capisco, la perché chiamo. altrimenti poi insomma dicono vabbè, non ne hai bisogno di questa somma, allora rimoduliamo tutto, e quindi bisogna spendere queste cifre. Vedremo poi. Certo. La stessa cosa è nella prima stesura del reddito di cittadinanza, andiamo a vedere, e nelle misure licenziate, prima stesura, prima pubblicazione 24 ottobre 2018, vi era anche il problema se nel nucleo familiare vi era una persona affetta da handicap. E praticamente lì, nella prima stesura, vi era una maggiorazione di euro 5.000 che veniva spalmata. Naturalmente nelle specificazioni del reddito che ci sono state, anche questa veniva a sommarsi sull'ISEE della persona, per cui in presenza del nucleo familiare l'ISEE veniva aumentato per accedere, quindi sempre osservando i 9.360 euro, di 5.000 euro se c'era, diciamo, una persona affetta da handicap all'interno del nucleo familiare. Questo perché in alcune letture praticamente si è inteso che praticamente fossero invece 5.000 euro che venivano date in più, vengono date in più sull'ISEE, quindi se c'è stato uno sbaglio di interpretazione o di espressione, naturalmente è questo, ma ripeto sempre, quando sappiamo che il requisito necessario, indispensabile per accedere a qualsiasi misura è quella di essere in possesso della certificazione ISEE, per cui prima di accedere per depositare la domanda di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, bisogna fare il reddito ISEE, quella è la legge, quindi indipendentemente dalle tante interpretazioni che si possono dare del decreto fiscale, se l'ISEE dice che potete accedere, si accede, altrimenti lì è un blocco di legge, intanto salutiamo per cui chi è in tutte linea. le interpretazioni. Certo, intanto salutiamo qui in linea ed era una delle osservazioni che ci faceva questo nostro telespettatore di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi questa era una delle osservazioni, speriamo di aver risposto, altrimenti siamo sempre qui, si può anche intervenire in diretta. Intanto chi è in linea, benvenuta. Salve, buon pomeriggio. Da dove ci chiama? Da Cosenza. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti dall'avvocato. Ecco, la sta ascoltando. Allora, io ho fatto la domanda alla pensione di cittadinanza. Prendo 4,50 di sociale, però mi hanno integrato... 4,50 di sociale, giusto? Sì, e mi hanno integrato 150 euro. Pago l'affitto. Ho una ragazza di 30 anni che non lavora, non ho capito questi calcoli come sono stati fatti. Se me lo spiega. Allora, partiamo dalla pensione sociale. Lei insomma è arrivata con l'integrazione della pensione di cittadinanza a 780... No, non 600. È arrivata. Allora, 600, no, scusatemi. Allora, pensione sociale, 100, quanto di pensione di cittadinanza? 150. 150, quindi non c'è arrivata a questi 700. No. Il fitto io chiedo anche all'avvocato. Ma il fitto sta anche... Il fitto pago io, fitto. Quindi non è lo Stato in questo caso? Anche su questo, praticamente, nella prima lettura, perché poi bisogna sempre andare a leggere, sapevamo perché lo abbiamo letto, che praticamente il pagamento del canone di locazione poteva avvenire direttamente al proprietario da parte dello Stato, però senza andare a diciamo, restringere quelle somme che andavano al beneficiario. Naturalmente anche questo si è rivelato non vero, in quanto se voi aveste chiesto unitamente, contestualmente alla domanda,
anche avesse prodotto il contratto di locazione, chiesto Ce l'ho. Oh, praticamente pagate una somma superiore alle 150 euro e quindi avreste vanificato completamente quello che vi veniva corrisposto. Quindi Cioè, in questo questo è caso il la problema. signora si continua a pagare l'affitto da sola. Da sola, io con prende le i 150 euro invece di prendere, però questo è. Perché Sui calcoli, forse la signora perché dice perché io non ci devo arrivare a questa pensione. Ma allora mi hanno detto sottotono 150 di affitto e non mi hanno integrato un tubo. Cioè la signora dice non ci arriva a 7,80. Ma Questo, certo, giusto? ma è proprio per questo, perché quando vanno a lavorare poi le domande, noi avevamo chiari e chiarissimi i termini, perché a questo si rivolgeva, perlomeno per delle somme che che andavano in detrazione, e cioè la pensione, naturalmente non la pensione contributiva, la pensione sociale, tutte le forme di indennità, tutte le forme di somme che si percepivano a titolo previdenziale non concorrevano con chi ha usufruito della carta REI. Adesso, Ma io non l'ho mai avuta la carta REI. e quindi con quei requisiti queste somme non concorrevano alla somma che veniva mensilmente data nella carta REI. Nella prima stesura così si era chiarito e si era inteso. Nel corso dei mesi, invece, è stato esplicitato in modo chiaro che ogni provvidenza veniva praticamente tolta da quello che uno poteva prendere come reddito di cittadinanza. In poche parole, i 780 euro li prende l'inoccupato senza reddito, senza alcuna, che non paga nemmeno il fitto, per cui sarà incomodato gratuito. Allora, perché praticamente anche se gli viene pagato il fitto, gli viene decurtato dai 7,80. Signora, io devo andare in pubblicità, però rimanga con noi perché anche a me non tornano un po' questi conti, perché se uno dice il minimo della pensione, no, per vivere dignitosamente 7,80, perché la signora non ci deve arrivare. Io devo dare la linea alla regia, però. Rimanete con noi, signora, rimanga anche lei con noi perché cerchiamo di fare un po' di calcolo e vedere magari se c'è stato anche un errore, Perfetto, perché può darsi anche che ci sia stato un errore proprio nel calcolo. Ci vediamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Cioè, che cosa? Ed eccoci di nuovo in studio. Durante la pubblicità stavamo facendo anche un po' di calcoli con l'avvocato, certo, perché non so se è ancora in linea la signora che... Sì, sono qua. Ecco, signora. Perché in effetti stavamo leggendo il decreto fiscale. Ma proprio il decreto fiscale, il decreto fiscale. Quindi un componente, leggiamo. In questo caso è la telespettatori. tabella 1, diciamo, allegata per quanto riguarda il decreto fiscale, quello che è legge dello Stato, e praticamente per la pensione di cittadinanza un componente di 67 anni senza casa, quindi senza casa di proprietà, ha un'integrazione a reddito, integrazione reddito parla. Che cos'è questa integrazione a reddito? Quindi si pensa che se è un'integrazione reddito vuol dire che abbia un reddito, perché altrimenti se è zero dobbiamo integrare zero, non si chiama integrazione. Quindi di 630 euro, il contributo affitto è di 150 euro per la pensione di cittadinanza, per un totale di 7,80. E lì, insomma, ci e sono. lì però, diciamo che con un'integrazione di 630, i due componenti di 67 anni prendono 8,82 di integrazione più 150 contributo affitto per un totale di 1.032 mensili. Nella realtà, nell'applicazione, tutte queste cifre risultano assolutamente scritte, però senza nessun fondamento. Allora, la signora però questo è l'allegato 1, quindi è la tabella proprio nel decreto. Quindi che cosa deve fare la signora? Ma come tantissimi, perché adesso andiamo a vedere l'esplicazione proprio sia della pensione di cittadinanza che del reddito di cittadinanza. Bisogna chiedere all'INPS tramite il CAF in base a quali elementi vi è stata corrisposta quella somma, anche perché
Noi sappiamo benissimo che voi, sappiamo perché ce lo avete detto adesso, che voi nel nucleo familiare c'è anche vostra figlia che è disoccupata. Di 30 anni. Di 30 anni. Di 30 anni. E quindi a voi avrebbero dovuto commisurare delle somme, come da decreto fiscale, che prevedessero euro 780 perché è la soglia sotto la quale lo Stato ha detto che si è in povertà, per cui non si poteva andare sotto le euro 780 per la persona singola, come noi sappiamo, perché il singolo con un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro prende 780 euro. La signora che ha nel nucleo familiare anche un'altra persona avrebbe dovuto prendere, secondo le scale che ci sono qua, perché qui praticamente qui ci sono i vari componenti, 2 componenti adulti, integrazione al reddito 700 euro, contributo affitto 2,80 per un totale di 980 euro mensili. Non lo dice l'avvocato Rodighiero, la tabella 1 allegata al decreto legge allora, signora, fiscale. In questo caso allora, la tabella c'è. Questo per rispondere ad alcune osservazioni, certo. Però ecco, la norma di legge non sono numeri dice che si inventano in trasmissione. Ovviamente noi diamo dei lanci di quello che viene scritto naturalmente, però il caso vostro, ve l'ho detto, voi avreste dovuto percepire 780 euro più 2,80 di integrazione canone di locazione. Però mi state dicendo che le somme sono diverse, però questo dice la norma, ecco perché. È vero che nel corso delle settimane, quindi dal 24 ottobre 2018 fino a qualche giorno fa, quando hanno incominciato a erogare, hanno fatto, diciamo, emendamenti, approvate, diciamo, alcune cose per cui, diciamo, non abbiamo mai avuto poi un testo definitivo, perché è sempre stato qualcosa che evolveva. Sarebbe auspicabile che 10 regole in modo che tutti i cittadini sanno il perché e il per come. Conviene tramite CAF, con la vostra card che vi hanno dato, che ci sono dei numerini identificativi, che praticamente tramite CAF online si chiede le modalità di calcolo delle somme che voi percepite, in modo che vi diranno il perché. E ecco, così invito veramente tutti quanti, perché mentre le griglie dicono una cosa, poi nell'esplicazione... No, per questo il cittadino deve capire, ecco, partire da qui, cioè chiedere spiegazioni e dire scusate, ma se io ho diritto ad avere un minimo di 7,80, non ho altre indennità da single, perché se ho altri componenti ovviamente aumenta. Perché non ci arriva a queste somme? E siccome tutti questi dati non sono messi in chiaro, in che senso? Sul sito, qualunque sito, col codice fiscale della signora, non si entra nella posizione, non è che dicono hai percepito ciò per questo motivo in base a questi calcoli, per cui tramite CAF online si fa una domanda. Cioè, avere anche una risposta scritta per capire che cosa è successo. Perché se c'è qualche sbaglio, ovviamente tutte le somme vi vengono naturalmente rimborsate. Certo, è chiaro, perché potrebbe anche trattarsi di un errore. Capiamo che magari hanno lavorato anche tantissime... perché mia figlia non la può fare, giusto? Perché sua figlia non può, lei già percepisce il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza però tenete ben presente che se nello stesso nucleo familiare si esplica una domanda di reddito di cittadinanza, automaticamente è la pensione, la signora. La pensione, e lì vi dico perché nella prima stesura per quanto riguarda l'integrazione praticamente alla pensione vi era sempre quel problema che nel nucleo familiare non vi dovevano essere delle persone utilmente collocabili al lavoro, però naturalmente queste sono in corso d'opera, è mutato ciò. Quello che non prevede la norma è che nello stesso nucleo familiare, con la stessa composizione, si possano prendere con lo stesso decreto una sommatoria di provvidenze. Ecco perché. Ma una provvidenza di povertà, avvocato. No, però provvidenza... parliamo sempre
in base a quello che dice la norma, signora. È un Poi reddito, che... qui dice, è l'integrazione. A voi hanno fatto l'integrazione come pensione di cittadinanza e naturalmente doveva prevedere la composizione del nucleo familiare, perché ovviamente se voi non è che con le 150 euro in più che prendete al mese, che comunque fanno comodo, avete risolto i problemi. Fanno comodo, non discuto di sopra. No, assolutamente. non si sono risolti i problemi di sussistenza che avevate prima di prendere 150 euro in più al mese. Ecco perché è tutto calibrato in modo che a secondo del nucleo familiare si prendesse una somma che tendesse a garantire una vita libera e dignitosa del nucleo familiare. Ecco perché il 7,80 per il single e poi andava ad aumentare a secondo della composizione del nucleo familiare. Ecco dove ci sono delle irregolarità. Che bisogna capire. Che bisogna capire naturalmente. Adesso vado al caffè, vediamo quello che mi dice. E poi ci faccia sapere, signora. E poi brevissimo. Sì, e poi ma le faccio sapere. le modalità per quale motivo vi hanno dato questa somma? Ecco, questo certo, sono tenuti a La rispondere ringrazio. chiaramente nel momento. Grazie a lei, signora, perché chiaramente bisogna capire, no, se la legge, se c'è una norma, e noi parliamo sempre in base ad articoli di legge, in base a decreti che sono pubblicati, che sono usciti, prevede una cosa, poi perché nell'applicazione pratica se si fa tutt'altro, quindi bisogna capire che cosa è successo, come si fanno questi calcoli, cioè i cittadini hanno il diritto. Questo senz'altro, perché soprattutto in materia previdenziale, ritorniamo alle comunicazioni, alle osservazioni dei telespettatori. Sul sito dell'INPS noi abbiamo parlato di contribuzione per quanto riguardava coloro che avevano all'interno del nucleo familiare continuiamo, un perché intanto beneficiario salutiamo che è in linea, però di legge 104. precisiamo anche questo, la 104, quel contributo una tantum, ne abbiamo di 1.200 parlato, euro, sì. C'è stato molto interesse, però non l'ha inventato chiaramente l'avvocato Rodighiero. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Complimenti per questa bella trasmissione. Grazie. Grazie. È sempre gentile lei. E volevo fare una domanda all'avvocato. Eccolo. Io ho preso la carta alla social card perché ho 77 anni. 77. Social card, La social state card. parlando social card. Quindi La carta normale, quella... quella per di fare la pensione. spesa, i 40 euro mensili. Sì. Perfetto. Esatto. Adesso vorrei sapere, dato che mi hanno dato l'altra carta per la pensione, per integrazione. Sì. Se la social card rimane, è questo insomma che vuole sapere. Volevo chiedere, dato che sono andato a prendere i soldi e mi hanno dato solo 60 euro. Vabbè, ma questo non c'entra niente. Cioè, voi quando avete fatto, voi siete andati al CAF e praticamente quando avete richiesto la social card, pronto? No, si abbassa il volume del televisore perché altrimenti io sento la nostra voce che rimbomba dalla casa. Volevo solo sapere perché, forse perché c'è questa carta mi hanno dato così poco. Chiedo scusa, sulla pensione di cittadinanza ha ricevuto solo 60 euro, sulla pensione 60. di cittadinanza quindi. Perché pago il fitto casa io, ecco perché. Il fitto casa lo continua a pagare lei oppure... No, lo pago io, Continua a pagarlo lei ha fatto la richiesta per la pensione di cittadinanza e le hanno dato solo 60 euro. Solo 60 euro. Ma voi che cosa percepivate di pensione? 6,40. 6,40, quindi insomma il calcolo... Più o meno... per la carta... La social card rimane, avvocato? Allora, voi obbligatoriamente, quando vi siete recati al CAF per chiedere l'integrazione, quindi la pensione di cittadinanza, l'integrazione, avete per forza dovuto produrre al CAF anche la circostanza che eravate percettore di social card, è vero? Non lo so, questo non l'ho fatto io, perché ho dato l'ISE. Vabbè, ma c'era scritto tutto, penso, no? Sì, anche ma comunque, perfetto, comunque, quando vi hanno rilasciato l'ISE, l'INPS ha già trasmesso
prima di darvi il certificato ISEE, presso l'Agenzia delle Entrate, col vostro codice fiscale, quindi all'anagrafe tributaria, tutti i redditi, tutte le somme che comunque percepivate, e quelle somme sono confluite ai fini ISEE e ai fini di farvi avere la integrazione cosiddetta pensione di cittadinanza. Se vi è dovuto alla card, quindi alla social card, voi invece di andare al CAF dovete andare al patronato, il quale ha l'accesso diretto, come se fosse l'INPS, alla banca dati INPS proprio della vostra posizione, per cui andate col cedolino della pensione, col numero di pensione al patronato, loro inseriscono i dati al computer e si apre la maschera che ha praticamente l'INPS, e lì c'è scritto, c'è l'estratto conto e il rateo che avete percepito, c'è scritto esattamente tutte le detrazioni, e lì andrete a leggere il perché avete percepito di me. Molto semplicemente. Quindi può essere di tutto, può essere pure che vi hanno dato nell'anno precedente delle somme in più e adesso se le sta prendendo l'INPS, tutto può essere. Quando mai questi danno soldi in più? No, mi sto dicendo... Ma quando mai? Vi sto dicendo, naturalmente può essere di tutto, certo. Per Quindi, cui vi invito ad anche andare a il signore fare... non arriva a quei famosi 7,80, a meno che non viene calcolata anche la social card. Vi invito a farvi fare praticamente l'estratto conto, niente di più. Però invece di andarla a richiedere cartaceo, andate a qualsiasi patronato, inseriscono il numero codice fiscale e il numero di posizione previdenziale che avete e gli appare subito a video, perché i patronati hanno le stesse banche dati uguali, cioè i patronati si inseriscono in quelli dell'INPS, per cui o andate all'INPS o al patronato perché avete più facilità praticamente di accedere. Io vorrei tentare andare a fare la spesa con questa carta questa sera per vedere se passa. La faccio, cioè ci sono sti 60 euro, perché Quello no? dovete farlo, perché anzi, se no ce li lasciate. Le 60 me le sono prese. Cosa? Come? Le 60 me le sono prese. E allora non c'è rimasto nulla. Fino a 100 euro potevate prendere, però se... No, 60 è scritto lì, massimo 60. È perché c'erano 60 euro forse caricati. Cioè in totale se l'ha già presi lì, cioè non c'è nulla adesso sulla carta. Tenete presente che mentre per il reddito di cittadinanza solo 100 euro mensili, per la pensione di cittadinanza non c'è questo limite, ricordiamolo. Però al momento sono solo 60 Però al euro. momento voi avete solamente 60 euro. Informatevi e andate a vedere. Ma la social card rimane comunque in vigore? Cioè la social card sì, rimane in comunque vigore. avrà questi 40 euro sulla social card ogni mese? Ogni mese, quindi la carica mi pare che è bimestrale. Ogni 2 mesi. Ogni due mesi. A differenza praticamente del REI, chi usufruirà del reddito di inclusione e ha fatto domanda per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, come viene accolto il reddito di cittadinanza si blocca automaticamente senza fare nulla il reddito di inclusione, mentre invece in questo caso no, perché quello è una provvidenza. Comunque la social card, questi 40 euro, insomma ci sono ancora ogni mese, più questi 60, insomma si faccia fare un estratto conto della sua posizione, ecco. Sì, in modo che si vede quel rateo pensionistico, perché che cosa c'è sopra. Va bene? Grazie a lei. Certo, non sono arrivati questi famosi 7,80. È un ginepraio. Molti insomma e ricordiamo trovati... perché questa è la fase applicativa. Ecco. E voglio ricordare, così ritorniamo diciamo ad alcune precisazioni, che anche sul sito dell'INPS si leggono tutti i benefici per coloro che purtroppo usufruiscono della legge 104 e vi è praticamente sia una tantum, le 1.200 euro per chi assisteva i familiari, chi beneficiava della legge 104, e sia ulteriori somme, si chiama caregiver, no? Che praticamente erano i familiari anche non conviventi che ne potevano usufruire. Per i percettori di legge 104 vi è anche la possibilità di accedere a mutui agevolati. Questo è sempre sul sito dell'INPS. Nell'applicazione pratica, se questi benefici vengono
concessi o non concessi, oppure il titolo della legge dice ciò, però con i requisiti praticamente diventa più contorto perché bisogna avere requisiti di reddito e di composizione familiare, però questi qui sono applicativi di legge. Noi quello che dobbiamo riferire ai cittadini è quello, man mano, le norme a tutela o a vantaggio dei cittadini. Poi l'applicazione pratica è sempre rimandata sia agli enti erogatori e sia agli intermediari. Come ricordiamo sempre, gli intermediari sono o il CAF o il patronato che assolvono questo compito di legge, non peraltro perché hanno accesso alle banche dati degli enti, cosa che noi per legge non possiamo, diciamo, entrare in queste banche dati. È chiaro, da uno studio televisivo, insomma, non possiamo poi... No, perché l'applicazione, perché, torno a ripetere, se noi andiamo a leggere bene, ne abbiamo parlato da ottobre, sì, quello che era il primo testo licenziato per quanto riguarda queste misure, era praticamente rose e fiori per tutti quanti. certo, anche sul fatto del fitto casa, perché noi quante volte abbiamo consigliato, magari si superano questi problemi, no? Certo. Del fitto casa Del che fitto arriva in casa, ritardo, certo. invece Il fitto casa, voglio ricordare che è sempre legge regionale, certo, c'è certo. gente che praticamente nel corso degli anni si è arrivata a prendere il 4-5%, mentre la legge istitutiva ancora oggi in vigore è che praticamente si paga tutto quanto. Il contributo fitto casa è per sollevare le persone che sono in difficoltà, sempre a secondo del reddito, quindi sempre certificazione ISEE, dal peso, dall'onere del canone locativo. Nel corso degli anni, benché è rimasta sempre quella, proprio il testo di legge, siamo scesi 4, 5, 6, 7% e praticamente il 90-95% è volato. È volato, ma poi arrivano sempre più in ritardo. Cioè a parte che arrivano con ritardo, ormai siamo abituati 1 anno e mezzo, 2, però anche questo di più, è, per cui fra quello che c'è, quindi la rete dei telespettatori è importantissima, certo, perché le segnalazioni sono sempre un momento di crescita, però bisogna anche andare a verificare che la pubblica amministrazione, soprattutto quando, diciamo, sbagliando poche volte fa qualche legge a favore dei cittadini, poi c'è sempre qualche cosa che bisogna andare a verificare se effettivamente c'è questo effetto migliorativo. Infatti, intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Salve, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuta. Grazie. Allora, vorrei fare una domanda. Noi abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, la richiesta. Siamo 3 nel nucleo familiare, un ISEE di 5.000 euro circa, e abbiamo una bambina disabile, purtroppo al 100%. E stamattina mi è arrivata la somma di 91,65 euro. 91 euro? 91 euro e 75, 3 persone, reddito ISEE 5.000. 60 centesimi, sì, 3 persone. Sì, siamo 3 persone e una bimba. Allora, per quanto, ricordiamolo così diamo la stesura definitiva, per quanto riguarda l'ISEE, voi avete un ISEE di 5.000 euro, però avendo purtroppo una componente in stato di handicap, vi avrebbe consentito questo di avere 5.000 euro in più sulla situazione reddituale, cioè voi essendo un nucleo familiare potevate accedere non superando i 9.360 euro. Con un componente in stato di handicap all'interno del nucleo della famiglia, queste 9.360 euro si elevavano di 5.000 euro. Quindi questo lo chiariamo. Certo. Quindi, ecco. Sì. Posso chiederle una cosa? Il certo, come no. di febbraio è uscita un'altra normativa, un decreto, che l'invalidità al 100% non erano più 5.000 ma 7.500 addirittura. Erano 7.500. Erano 7.500 in questo caso per mia figlia, che è handicappata al 100%, non erano più 5.000 ma erano 7.500 che venivano aggiunte al nucleo familiare. Che si aggiungevano di febbraio ai fini ISEE, che si aggiungevano ai fini INE. Sì, io ho la stesura che l'ho fatta a febbraio 2000,
2019, ma va benissimo, grazie perché questo qui, guardate qua, questo che noi stiamo leggendo è vigente, infatti, in questa stesura, è vigente al 29/1/2019, cioè è vigente cioè al 21/1/2019 è vigente questo. Naturalmente, quello che dicevamo prima, non dico ogni settimana, ma ogni mese viene integrato. Per cui ben venga che invece delle 5.000 euro in più ai fini del reddito ISEE, in presenza di una situazione, di una componente del nucleo familiare in situazione di handicap, si aumenta di euro 7.500. Però la signora questo proprio per dire come, diciamo, i parametri. Certo. Naturalmente prendo per buono quello che avete detto, perché anche voi è stato un lancio, no, lo avrete letto, diciamo, come testo di legge. Però come reddito ISEE c'erano 5.000 euro. Il problema anche qua, ecco perché vi invito anche tramite CAF a andare a vedere in base a che cosa. Perché la norma di legge dice che praticamente per il single, al di sotto dei 780 euro mensili, si è in stato di povertà, il vostro nucleo familiare, cioè è possibile che prende questa somma? Infatti ci deve essere qualche errore da perché qualche parte. Non vorrei con stravolgimento della norma che praticamente alle somme che avreste dovuto prendere hanno detratto, se la bambina poverina ha una pensione, ha un'indennità, eccetera, eccetera, che hanno detratto quelle somme, cioè praticamente non hanno fatto emergere la famiglia da quello stato di bisogno. Una domanda però, una cosa però, io pure avevo pensato a questa cosa, solo che essendo che noi abbiamo presentato l'ISEE con il reddito del 2017, la bambina ancora non percepiva nessuna indennità. Io volevo dirvi, ha cominciato a percepirla a maggio del 2018. Guardate, si può fare l'ISEE anche temporaneo, attuale, bisogna richiederlo al CAF però, magari la prossima settimana, o se lasciate il numero in segreteria, poi è possibile, perché è vero, la fotografia dell'ISEE 2019 è quella del 2017, che assolutamente non c'entra niente. I guai a una famiglia in 2 anni possono capitare, per cui è possibile fare un ISEE attuale. Certo. Presso il CAF. Avvocato, siamo in chiusura, mi dispiace che è arrivata, insomma, dobbiamo chiudere proprio su questa telefonata. Signora, noi dobbiamo chiudere, saremo qui la prossima settimana. Il consiglio che abbiamo dato anche alla signora che ha chiamato prima, bisogna per iscritto capire che cosa è successo, perché questi 91 presso il CAF, quindi fare una richiesta e dire ma perché mi avete dato solo 91 euro se siamo 3 componenti del nucleo familiare, se c'è una bambina disabile. E si può fare l'ISEE temporaneo, attuale si può fare, basta richiederlo al CAF. Perfetto. Signora, se vuole ci possiamo risentire la prossima settimana, perché insomma è una situazione che questa va approfondita chiaramente, cioè con un reddito di 5.000 euro non puoi dare 91 euro, quindi che senso ha una misura? Volevo precisare che la bambina prende l'accompagno, che forse e perciò non vorrei che hanno fatto questa detrazione, che però vi rendete conto che comunque non potete togliere le provvidenze al reddito, che già non bastano quelle che vi danno per vostra figlia per i bisogni che ha. Quindi certo, insomma è un argomento da approfondire. 8 maggio scadono i termini per i navigator. Per i navigator, certo, insomma pochissimi giorni, tantissime domande, ore 12 dell'8 maggio, quindi per chi è in possesso di una laurea può partecipare per una sola provincia chiaramente. Magari se si va al nord, ma si è più fortunati, mi pare nella provincia di Sondrio ci sono poche domande, invece qui da noi insomma sono tante le domande. Signore, io la ringrazio per aver telefonato, grazie all'avvocato Pierpaolo Rodighiero e come sempre ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.